Il Veneto dichiara guerra al granchio blu, domani al via la cattura delle femmine con il posizionamento di 300 nasse lungo il delta, stanziati 80.000 euro per i primi studi. Dei previsti 200.000 migranti in arrivo in Italia, solo il 10% avrà titolo a restare, così il governatore Zaia in merito alla necessità di creare un hub per i rimpatri anche in Veneto. A Jesolo un residente si è barricato in casa con una pistola minacciando il suicidio, è stato salvato dagli agenti di polizia giunti sul posto chiamati dai familiari. Gli indici di delittuosità sono in calo, l'ha dichiarato il prefetto di Venezia Michele Di Bari, che nel giorno di Ferragosto ha visitato le sedi degli organi preposti alla sicurezza. Un padre veneziano è stato denunciato a Napoli per abbandono di minori, aveva lasciato le figlie all'imbarco per Ischia ed era andato a ubriacarsi. La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 2024, stanziati 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio, bloccata l'addizionale IRPEF. Temperature nuovamente in salita, brucia al nord-est fino a 40 gradi in molte province, a fine mese però potrebbero arrivare nubifragi e grandinate. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la vera e propria dichiarazione di guerra al granchio blu. Domani al via alla cattura delle femmine con il posizionamento di 300 nasse lungo il delta. Oggi l'annuncio a Palazzo Balbi. Un alieno invasivo, il granchio blu, arrivato con le acque di stiva delle navi giunte dalle coste americane fino a quelle argentine, rischia di mettere in serio pericolo la biodiversità del nostro Adriatico. Vongole, moeche e mitili in generale i suoi preferiti, ma anche le specie autoctone come seppie, orate e branzini. Al suo passaggio elimina tutto perché da carnivoro qual è si nutre di tutto e distrugge tutto. Ad oggi l'unico suo antagonista è se stesso, visto che è pure cannibale. Stanziati dalla regione 80.000 euro per i primi studi e il governo ha già erogato quasi 3 milioni di euro. L'altra caratteristica, questo non è particolarmente grande, ma può arrivare fino a una larghezza di 23 centimetri, mentre la femmina arriva a 20 centimetri. Ecco, questa è una femmina, vedete che le chele qui all'estremità sono arancio-rosse. Un'altra caratteristica, se riuscite un altro po', è il segmento. Questo, vedete, questo segmento a forma di T rovesciata è proprio è tipico del maschio, mentre vedete che la femmina è molto più retondeggiante. E dalle femmine che il Veneto dichiara guerra al granchio blu con le 300 nasse che nelle prossime ore verranno posizionate lungo i corsi d'acqua per stanarle proprio nel periodo della fecondazione. La femmina, proprio perché le uova si sviluppano a un livello di salinità maggiore rispetto all'estuario, va verso il mare. Eccole là, vedete, infatti questa fase viene detta sponge i pescatori la chiamano di sponge di spugna, perché sembra una vera e propria spugna. Come ha detto il Presidente, riesce a deporre da un minimo di 700.000 a un massimo di 8 milioni, quindi tantissime. Ovviamente non tutte arrivano a maturità, però anche se fosse una percentuale minima, si ipotizza un 10%, comunque sono moltissime. In Veneto ad oggi raccolte 326 tonnellate che solo in questo mese di agosto hanno raggiunto la quota di 84 tonnellate a Scardovari e 29 a Pila. Lo avete visto in conferenza stampa il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che è tornato anche sull'altra questione caldissima di questi giorni di Ferragosto, la questione migranti. Il previsto flusso di migranti in arrivo nel nord-est, insieme alla mancanza di medici che in Veneto tocca quota 3.500, proiettano forti preoccupazioni e inquietudini per i prossimi mesi, unite al fatto che il commissario straordinario per l'emergenza migranti, Valerio Valenti, ha parlato di istituire in ogni regione un hub per i rimpatri. Al momento non abbiamo un dossier aperto su questo. Resta il fatto che siamo arrivati a una situazione di sostenibilità. In questo momento stiamo ospitando 9.000 persone, ma abbiamo purtroppo la contezza che solo il 10% di queste persone avrà il titolo di rifugiato. Con la fine dell'estate è previsto l'arrivo di un numero maggiore di immigrati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una stima superiore al centinaio di migliaia.
fatte 200.000 le persone che arriveranno quest'anno via mare, sappiamo che solo un 10% o 11% avrà titolo ad essere qui in Italia, quindi stiamo parlando di 20.000 persone. Con Zaia, che ribadisce come l'Italia non possa essere il cuscinetto dell'Europa e accogliere tutta l'Africa. Questo non ci aiuta ad aiutare i profughi veri, e quindi sono loro che poi ne fanno le spese. Del resto tutta l'Africa in Italia non ci può stare ed è scandalosa la posizione europea. Difficile se non impossibile poi rimpatriare gli oltre 150.000 immigrati non aventi titolo a restare. Come fare visti pochi agenti sul territorio, con 10 poliziotti che devono scortare ogni migrante verso l'aereo? Qui si sta minando la sicurezza dell'Italia, conclude sempre Zaia. Cioè dobbiamo denunciare questa posizione scandalosa dell'Europa rispetto all'immigrazione. La cronaca, attimi di tensione in un'abitazione di Jesolo dove ieri un residente si è rinchiuso minacciando di togliersi la vita. I familiari hanno immediatamente chiamato la polizia specificando che l'uomo era anche in possesso di una pistola. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato hanno messo l'area in sicurezza, poi con le dovute cautele hanno avviato un dialogo con l'uomo cercando di farlo desistere e riuscendoci. Con loro si è confidato spiegando di trovarsi in uno stato depressivo profondo per questioni personali. È stato lui stesso a indicare l'arma regolarmente detenuta che gli è stata sequestrata a scopo cautelare insieme ad alcune munizioni. Infine è stato affidato al personale sanitario per la necessaria assistenza. Così dunque a Jesolo. Più in generale gli indici dei delitti della cosiddetta delittuosità nel veneziano sono in calo. L'ha dichiarato il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, che nel giorno di Ferragosto ha visitato le sedi degli organi preposti alla sicurezza. Mestre è una città sicura. Gli episodi di delittuosità che accadono sono episodi che vengono immediatamente individuati, vengono individuati i responsabili ed è una città che gode di un controllo del territorio notevolissimo con un impiego di forze di polizia che mai si era visto nel passato. Nel giorno di Ferragosto il prefetto di Venezia si è recato in visita nelle sale operative delle forze dell'ordine e della polizia locale per mostrare gratitudine a chi lavora costantemente nel presidiare il territorio. Un tour che ha toccato anche le sedi del SUEM e dei Vigili del Fuoco e si è concluso in piazza Ferretto alla presenza di rappresentanti di polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, SUEM 118, Vigili del Fuoco, oltre all'assessore comunale alla sicurezza. Chi vive a Mestre deve sentirsi rassicurato perché non c'è perché tutti i reati nel giro di qualche ora hanno i responsabili. Noi conosciamo i responsabili dei reati che vengono denunciati o arrestati nel giro di pochissimo. Perché questo? Perché il territorio è fortemente vigilato, controllato. La visita è stata anche l'occasione per discutere delle peculiarità nella gestione e nel monitoraggio di una realtà come Venezia attraverso le funzionalità della Smart Control Room. Un'eccellenza per quanto riguarda la tecnologia e l'informatica del nostro territorio comunale, 637 telecamere stazionate su tutto il territorio comunale, 385 in terraferma che permettono l'identificazione e il controllo della città. Riconfermiamo il grande impegno della polizia locale su tutti i fronti, un impegno molto intenso che ci pregiamo di aver offerto finora e che garantiamo sicuramente anche per il futuro. È l'occasione anche per ringraziare tutti gli uomini e donne della polizia locale che ogni giorno, anche a rischio della propria incolumità, si mettono costantemente in gioco e si sacrificano per il bene comune. Una storia che sta facendo il giro d'Italia. Un uomo veneziano, papà di 2 ragazze di 10 e 15 anni, è stato denunciato per abbandono di minori. Con una giustificazione si sarebbe allontanato lasciandole da sole al porto di Napoli, dove erano in attesa del traghetto per Ischia. Dopo 20 minuti hanno provato a contattarlo perché il traghetto stava per partire. Lui ha risposto che stava arrivando, ma dopo mezz'ora ancora nulla. Così qualcuno tra i presenti ha chiamato i carabinieri che, ascoltata la descrizione delle figlie, hanno
hanno cercato di capire dove fosse il padre, trovato poi a centinaia di metri di distanza, completamente ubriaco, farfugliando frasi confuse, sconnesse. Le forze dell'ordine hanno rintracciato la madre, che evidentemente non era con loro, e su sua indicazione le figlie sono state affidate a un conoscente napoletano. Così dunque a Napoli, protagonista questa famiglia veneziana. La sicurezza sulle strade, incidente questa mattina a Bibione tra un'auto e un monopattino, una ragazzina è rimasta ferita. Una ragazzina stamane, poco dopo le 8, è uscita da uno stop con il monopattino e si è schiantata contro la fiancata di un'auto, rimanendo ferita. È successo a Bibione, da via Vega lungo via Maia. Giunta all'incrocio, la minorenne non avrebbe rispettato lo stop proprio mentre sopraggiungeva l'auto. Inevitabile quindi lo scontro, che l'ha fatta volare sull'asfalto. Immediato l'intervento dei carabinieri, che si trovavano in zona per un controllo. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno portato la ragazzina al punto di primo intervento, dove è stata tenuta in osservazione per un politrauma. Ancora sulle strade del Veneto, questa mattina scontro auto-moto sulla Postumia a San Biagio di Callalta, ad avere la peggio una 27enne di 90 di Piave. È finita in questo fosso a ridosso della Postumia la corsa di un 27enne kosovaro residente a Noventa di Piave, un volo di diversi metri dopo essere entrato in collisione con una Volvo Station Wagon. È stata una mattinata di allarme all'ingresso dell'abitato di San Biagio di Callalta, con i due mezzi che procedevano in direzione Treviso. Lo scontro poco dopo le 10:30, quando la Volvo cerca di svoltare a sinistra con la moto in fase di sorpasso. L'impatto è fortissimo, il ragazzo viene sbalzato dalla sella. Immediato l'allarme sul posto SUEM, Vigili del fuoco, carabinieri con la polizia locale a supporto. Il 27enne cosciente viene portato al Cafoncello, è fuori pericolo mentre il traffico subisce pesanti rallentamenti. Sicurezza stradale in primo piano per l'intero ponte di Ferragosto, con un primo bilancio pesante da parte dei carabinieri. 4 le denunce per guida in stato di ebbrezza, 2 per possesso di stupefacenti localizzate nella zona di Vittorio Veneto. In particolare un uomo aveva con sé 70 grammi di hashish. Solo sulla Treviso Mare, strada sulla quale è scattata la task force voluta dalla prefettura, i militari dell'Arma hanno ritirato una decina di patenti di guida per divieto di sorpasso, velocità pericolosa e altre violazioni. Una ventina nel complesso le infrazioni al codice della strada. Andiamo adesso sul terraglio tra Mestre e Treviso, in particolare a Mogliano, dove le telecamere raggiungono la cifra record di 100 e hanno aiutato le forze dell'ordine a incastrare gli autori di una rissa. Uno strumento importante, importantissimo, a servizio della nostra polizia locale, a servizio dei carabinieri, un servizio che serve per prevenire, ma anche questa volta per risalire ai responsabili di atti di violenza. Sono state le telecamere della zona, accanto alle testimonianze raccolte dai carabinieri, a consentire di stringere il cerchio sui protagonisti della rissa scoppiata la sera del 7 agosto al Parco delle Corti Benedettine, sul retro del Duomo di Mogliano Veneto. Denunciato un italiano di 30 anni, pregiudicato un 29enne e 28enne marocchini. Alcol e futili motivi alla base della scazzottata che aveva creato non poca apprensione tra i residenti, con scene da Far West. Proprio le Corti Benedettine restano sorvegliate speciali. Abbiamo anche in azione i nostri educatori di strada, abbiamo potenziato la sorveglianza di quell'area, è videosorvegliata, quindi insomma la situazione è molto migliorata. A Mogliano Veneto gli occhi elettronici hanno superato il centinaio, installati in ogni angolo del territorio, in particolare lungo l'asse del Terraglio, che resta tra le aree più critiche, a cavallo tra la periferia di Mestre e la provincia di Treviso. Abbiamo da poco inaugurato il grande investimento, 800.000 euro, lo ricordo, più di 100 telecamere che anche questa volta sono servite per individuare i responsabili di un atto di violenza. Telecamere che da sole però non bastano, da qui l'appello nei giorni in cui alta è l'attenzione soprattutto sul fronte dei furti in casa. Lo ricordo a tutti i cittadini, quando si vedono certe scene, insomma, non basta segnalare sui social l'evento, bisogna assolutamente denunciare e formalmente denunciare presso la polizia locale o i carabinieri i fatti, insomma, di violenza di cui si è testimoni. Ritorniamo a Venezia, ritorniamo a Palazzo Balbi, perché la Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.
Approvato il bilancio di previsione del Veneto 2024-2026, manovra da 18 miliardi di euro, di cui 10 miliardi alla sanità. Bilancio tax free, cioè non ci sarà alcuna tassa a carico dei residenti. È una scelta di razionalizzare la spesa e quindi di non gravare la spesa regionale di quella che è la tassazione che utilizzano tutte le altre regioni d'Italia. Ricordo, tutte le altre regioni a statuto ordinario hanno l'addizionale IRPEF. Il Veneto è l'unica che non la applica e che per noi potrebbe, applicandola ai massimi sistemi, potrebbe generare 1.150 milioni. Quindi in 14 anni sono circa 15 miliardi di euro che sono lasciati nelle tasche dei veneti. Con lo stanziamento di 3 milioni e mezzo con i 16 milioni precedenti all'assessore Bottacin per quanto riguarda il dissesto idrogeologico del nostro territorio. Sì, è un intervento in più rispetto a quello che tradizionalmente l'assessorato dell'assessore Bottacin ha a disposizione e che nel corso di questi anni ha visto interventi per più di 2 miliardi, quindi un territorio che viene costantemente attenzionato. Confermato lo stanziamento per la cultura è pari a 12 milioni sui 18 complessivi a disposizione dell'assessorato anche per le altre competenze, mentre sulle borse di studio universitarie, oltre alla quota regionale, il Veneto è in attesa di conferme sulla quota di compartecipazione statale. La platea degli aventi diritto ha fatto di fatto esplodere un costo che noi dagli 8 milioni che ogni anno più o meno siamo riusciti a garantire dovrebbe aggirarsi intorno ai 21. Quindi questi ulteriori 13 milioni di euro riteniamo non debbano essere caricati solo ed esclusivamente nelle tasche della Regione. Quindi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le cui opere, sebbene completamente a carico del governo, vedono la Regione impegnata a liberare, per così dire, gli 85 milioni di fideiussione, anomalia anche per la Lombardia, così spiegata dall'assessore Calzavara. Una garanzia che io credo, come è successa e che succede in tutte le parti del mondo dove si svolgono le Olimpiadi, è il governo nazionale che garantisce il CIO e non le regioni, che sono invece poi i luoghi dove vengono ospitati. E a proposito di numeri, c'è anche la fotografia, l'economia veneta scattata dalla CNA. Sarà un'estate positiva. Abbiamo un cauto ottimismo relativamente al fatto che alcuni indicatori ci dicono che il PIL è cresciuto del 2,8% in Veneto nell'ultimo trimestre e abbiamo anche segnali incoraggianti per quanto riguarda l'andamento dell'export e del turismo. Da Marghera il segretario regionale della CNA certifica un'economia al momento in salute ma anche sospesa in vista dell'autunno, perché ai dati positivi, che tra l'altro hanno anche visto una ripresa del numero di imprese artigiane, si contrappone una situazione che nel futuro prossimo richiederà particolare attenzione verso alcuni indicatori. Dobbiamo porre molta attenzione a quello che succederà in autunno, perché l'aumento esponenziale dei tassi di interesse sta pesando in maniera importante per quanto riguarda le imprese relativamente agli investimenti e per quanto riguarda le famiglie rispetto ai mutui e quindi ai consumi e alla possibilità di liquidità da utilizzare all'interno del tessuto economico del Veneto. Se il Veneto è un soggetto chiave per lo sviluppo economico nazionale con un importante riverbero sull'economia del paese, non bisogna dimenticare che i nostri principali competitori e i nostri stakeholder sono le regioni europee. E noi siamo molto legati alle regioni europee sia in ambito di importazioni che di esportazioni e alcuni segnali di rallentamento nel contesto europeo si stanno già evidenziando. È importante che le politiche vadano a sostenere le imprese in un'ottica di rilancio dell'economia. Pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per parlare del tempo è ritornato il grande caldo. Facciamo il punto con il nostro generale Iannicelli. I valori massimi già sono abbondantemente oltre 30 gradi, ma cresceranno ulteriormente, quindi 34, 35, 36 gradi per questo fine settimana e l'inizio della prossima. Le temperature alte pensavamo di averle lasciate alle spalle, così non è. Il gran caldo non abbandonerà il Veneto e anzi nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente. Abbiamo ancora un campo di alte pressioni molto forte al suolo, si associa un promontorio, il famoso anticiclone
questione africana che ci interessa e ci interesserà sempre più. Ecco, queste sono le condizioni che provocano poi un aumento anche veloce delle temperature. Secondo le previsioni, a fine mese vi è inoltre l'ipotesi dell'arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti con possibili nubifragi e grandinate. Ci saranno le condizioni per temporali nuovi intensi, naturalmente questi saranno da verificare e da individuare meglio. La Protezione Civile del Veneto, con le temperature in ascesa, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, con particolare riferimento alla zona costiera da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto. Con temperature abbondantemente oltre i 30 gradi, un'umidità altrettanto alta, si creano le condizioni di un clima, di un tipo di tempo veramente disagevole, soprattutto per certe categorie. Quindi bisogna proteggersi veramente perché la situazione è di nuovo critica. Doveva partorire dopo il 15 agosto, ma il secondogenito evidentemente aveva fretta di nascere, l'ha fatto al punto di primo intervento avanzato di Jesolo alla vigilia di Ferragosto. Il travaglio è stato talmente veloce da costringere la coppia residente a Cavallino Treporti a cambiare destinazione dopo essere partita con il proprio veicolo per recarsi in ospedale. Si è quindi diretta al punto di primo intervento di Jesolo, dove alle 18:50 circa il personale medico ha provveduto al parto, dal quale è nato Matteo, di 3,5 kg. Mamma e figlio sono stati poi trasferiti all'ostetricia di San Donà di Piave. Entrambi sono in ottima salute. Nell'ambulatorio numero 5 del punto di primo soccorso di Jesolo, luogo in cui è avvenuto il parto, il personale ha affisso un fiocchetto di benvenuto al neonato Matteo. Chiudiamo così questa edizione veneziana dei nostri telegiornali e noi ritorniamo alle previsioni del tempo. È tutto, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo Previsioni per giovedì 17 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno più presenti nelle ore più fresche della giornata. Sui rilievi atteso nel pomeriggio qualche addensamento nuvoloso che potrebbe portare a qualche rovescio temporale. Temperature minime tra i 19 e i 23 gradi, massime sui 33-34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio. Sulla costa al mattino soffierà lieve borino, in giornata venti a regime di brezza. Temperature minime tra i 20 e i 23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Sul Trentino Alto Adige soleggiato al mattino, dal pomeriggio previsti annuvolamenti localmente associati a rovesci temporali anche intensi. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli o moderati a prevalente regime di brezza. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime comprese tra i 32 e i 35 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.